Viaggio tra due mondi, Metis e Meta, viaggio tra due mondi, e questo è il titolo del convegno del distretto Sicilia FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arte e Professioni, organizzato per domani 16 giugno 9:30 presso l'Aula Magna Luca Crescente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, con il patrocinio dello stesso consorzio, del Polo Universitario Territoriale di Agrigento, della Confcommercio, della Confartigianato, di 14 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta, all'insegna del motto lanciato dalla Presidente nazionale Fammietta Perrone: noi protagoniste del futuro. Nasce un progetto condiviso da 11 sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta, un convegno del distretto Sicilia FIDAPA BPV Italy, presieduto dalla Presidente Avvocatessa Carmela Lobue. Il convegno è centrato sull'argomento metaverso, aderisce come trattazione al tema internazionale per il biennio 2021-2023, New Action Through Cooperation, nuove attrazioni verso la cooperazione, tema a cura della past presidente nazionale Cettina Oliveri, della vicepresidente internazionale dottoressa Giuseppina Sedita, della past presidente del distretto Sicilia professoressa Maria Ciancitto e delle past president di sezione. Viaggio tra i due mondi, tra il mondo reale e il mondo virtuale, con meta finale nel metaverso, un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici, tra cui video, realtà virtuale e realtà aumenta. Nel metaverso gli utenti accedono tramite visori 3D e vivono delle esperienze virtuali e possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro. Portavoce del frutto dell'intelligenza artificiale nella società del futuro sono 10 relatori, tra i quali 8 professioniste e imprenditrici fidapine delle sezioni di Agrigento e Caltanissetta e 2 relatori del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. La dottoressa Carmelina Guarneri, presidente della sezione FIDAPA di Agrigento, darà i saluti di benvenuto alle autorità civili e istituzionali presenti.